Romualdo nacque a Ravenna, in una famiglia nobile. Tuttavia, la sua famiglia non viveva secondo il proprio nome. Il padre di Romualdo, Sergio, era un uomo irascibile e poco religioso. Un giorno, in lite per un terreno, sfidò un parente a duello. Romualdo, pur disprezzando la violenza, fu costretto ad assistere all'atto che terminò con l'uccisione dell'avversario. A quella vista, il cuore di Romualdo si riempì di orrore. Decise di rifugiarsi nel monastero di Classe, vicino Ravenna, per espiare l'omicidio commesso dal padre con 40 giorni di penitenza. Finita la Quaresima, Romualdo si sentì cambiato. Le parole di un frate e 2 visioni lo spinsero a vestire l'abito religioso. Dopo 3 anni lasciò la sua terra e si ritirò in una solitudine vicino Venezia, sotto la guida di un eremita. Per 20 anni Romualdo seguì il suo maestro, imparando l'arte della vita ascetica. Poi, insieme a lui e alcuni nobili, si trasferì in Francia, vicino a un luogo chiamato San Michele di Cusa. In quel luogo Romualdo continuò a crescere in virtù, superando persino il suo maestro. Molti, affascinati dalla sua vita, si misero sotto la sua guida. Romualdo dovette affrontare terribili lotte contro il demonio, che gli dipingeva 1000 difficoltà della vita religiosa. Ma Romualdo vinse tutto con la mortificazione e la preghiera. Dopo un periodo in Francia tornò in Italia e fu consolato dalla conversione di suo padre. Saputo del martirio del suo discepolo in Russia, Romualdo desiderò versare anche lui il proprio sangue per la fede. Si incamminò verso quelle terre, ma una grave malattia lo fermò in Ungheria. Vedendo in questo un segno della volontà divina, tornò in Italia. Romualdo riprese le sue fondazioni e le visite ai monasteri. Un giorno, ad Arezzo, incontrò un conte che donò una casa e una magnifica foresta chiamata Camaldoli. Romualdo, giudicando quel luogo ideale, trasformò la casa in ospizio e costruì un eremo per i religiosi contemplativi. Diede loro la regola benedettina con qualche modifica e li chiamò camaldolesi. Il santo vegliardo fondò anche un altro cenobio vicino al quale costruì una cella per passare gli ultimi anni. Affranto, Romualdo morì il 19 giugno 1027 a 120 anni. Oggi si celebra la traslazione delle sue reliquie nella chiesa di Fabriano. Così, la vita di Romualdo, piena di sfide e sacrifici, rimane un esempio luminoso di fede e dedizione. La sua storia ci insegna che, nonostante le difficoltà, la ricerca di Dio e la vita religiosa possono trasformare profondamente il cuore umano, portando luce e speranza in un mondo spesso oscurato dall'odio e dalla violenza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.